Siamo qui con Elena Madini, responsabile del progetto Smart Energy Expo. Volevamo sapere come mai la scelta di portare a Verona la prima fiera dell'efficienza energetica. Ma il tema è sicuramente un tema di grandissima importanza e come voi sapete Verona Fiere ha ospitato per anni una manifestazione importante dedicata all'energia solare e con un progetto che probabilmente ormai non è più al passo con i tempi e noi abbiamo deciso di affrontare invece un tema molto più pregnante, molto più attuale che è appunto quello dell'efficienza energetica. Da qui l'idea di questo progetto che è un progetto innovativo, è un progetto che pone l'efficienza e l'energia al centro di tutti i segmenti che sono interessati, da qui una manifestazione orizzontale con 6 sottosaloni che sono le aree di interesse che vengono toccati dal tema dell'efficienza energetica, che vuol dire normativa europea, che vuol dire obiettivi strategici, che vuol dire attività concreta. E da questi primi giorni di fiera sono nati degli spunti per nuove idee, magari per le prossime edizioni. Ma la prossima edizione sarà sicuramente una edizione di ampliamento, evidentemente di consolidamento. Noi quest'anno siamo usciti con questo nostro progetto che abbiamo avuto il patrocinio e quindi la benedizione diciamo, di tutti i principali enti pubblici, gli enti di ricerca, le università e come abbiamo visto da questa edizione anche le aziende. Adesso questo progetto va implementato, va portato ulteriormente avanti e noi crediamo che anche tutta la parte della formazione dei contenuti che fanno da a seconda gamba diciamo, della parte poi espositiva siano di grande peso e che andranno sicuramente portati avanti.